La deposizione della corona d'alloro ai caduti austro-ungarici e poi al tempietto di Sant'Ignazio dedicato a tutti i portogruaresi. La celebrazione del 4 novembre a Portogruaro è iniziata al cimitero con il ritrovo delle autorità, delle associazioni e degli studenti. Il nostro testimone tricolore va a voi ragazzi che io non so veramente come ringraziare per essere qui con noi oggi. Ringrazio anche gli insegnanti, i dirigenti che hanno voluto accompagnarli in questa esperienza. È un testimone che noi abbiamo la necessità di tenere sempre ben stretto perché non cada, perché quel testimone rende la nostra nazione forte e solida. A Piazza della Repubblica la sfilata del 5° Reggimento Artiglieria Terrestre Superga, a seguire l'inno di Mameli che ha accompagnato l'alzabandiera, mentre il primo cittadino ha deposto una corona d'alloro al monumento dei caduti e i fiori ai cippi dei martiri. Il sindaco ha ringraziato tra gli altri i concittadini per la presenza nonostante la giornata di pioggia e le forze dell'ordine, sempre in prima linea per garantire la sicurezza.